Il 1° maggio del 94, 30 anni addietro, morì il pilota campione di Formula 1 Ayrton Senna, brasiliano e originario di Siculiana, dove il 4 maggio gli sarà conferita la cittadinanza onoraria. Gaetano Ravanà. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Un campione, forse il campione tra i campioni, ci ha lasciato troppo presto, ma come racconta in una bellissima canzone, proprio a lui dedicata dal compianto Lucio Dalla, e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra, che pagano per continuare poi che cosa? Per sponsorizzare in realtà che cosa? La cittadinanza onoraria postuma ad Ayrton Senna sarà conferita dal comune di Siculiana, Peppe Zambito, in particolare il sindaco, il prossimo 4 maggio. Nello stesso giorno sarà inaugurato un museo dedicato al grande campione brasiliano di Formula 1, morto nel tragico incidente avvenuto nel circuito di Imola il 1° maggio di 30 anni fa. La bisnonna di Senna era originaria di Siculiana, si chiamava Giovanna Magro. Nei primi del Novecento la sua famiglia emigrò in Brasile. Qui la giovane Giovanna conobbe Luigi Senna, che diventerà suo marito. Sarà questo il ceppo familiare da cui nel 1960 nascerà Ayrton Senna. Ad Ayrton Senna, campione delle indiscusse origini siculianesi, che ha saputo, attraverso lo sport, promuovere i valori del coraggio, della determinazione e della solidarietà. Universalmente riconosciuto come uomo generoso attento a gesti di amicizia verso le persone in difficoltà, esempio positivo per le nuove generazioni. Queste le motivazioni con cui il sindaco ha proposto l'atto in giunta. Adesso si attende il via libera del Consiglio Comunale, ma è questione di giorni. È ormai un atto al 100%. Quando vediamo in TV le immagini di quel 1° maggio dannato di 30 anni fa, davvero viene voglia di piangere, perché ci ha lasciati un grande campione. Un campione che continua a correre per la sua strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se non ci sono più piloti come avversari, non ci sono nemmeno bandiere, ma Ayrton va veloce lo stesso. Mi trovo a Modena per partecipare questa sera ad un evento dedicato a Ayrton Senna. Sarà l'occasione per presentare il nostro progetto, per raccontare le origini di questo grande campione di Formula 1 e soprattutto per promuovere Siculiana e le sue bellezze.